terminata con il risultato di 4-0 questa sfida tra Accademia Palermo Calcio e il Team Calcio. Siamo qui con il tecnico Davide Santalucia, le chiediamo subito un giudizio sulla prestazione dei propri ragazzi. Ma direi una bella prestazione, una partita devo dire sembra che sia facile con un risultato di 4-0, ma invece devo fare i complimenti alla squadra avversaria perché giocavano su tutti i palloni, non era facile fare i gol perché comunque si difendevano bene e cercavano anche di ripartire altrettanto, però i miei sono stati veramente bravi, abbiamo aspettato con pazienza, abbiamo cercato in tutti i modi di andare in porta sfruttando le nostre idee e devo dire che alla fine il risultato ci ha premiato, però non è stato facile, sono contento della prestazione dei ragazzi, è stata una prestazione importante, li vedo crescere in autostima, in esperienza, ripeto, come ho detto sempre, siamo una squadra nuova con molti ragazzi, quasi tutti anzi, che hanno fatto un campionato Under 14, quindi si ritrovano in un campionato elite non facile, ma piano piano stiamo raccogliendo i nostri frutti e credo, al di là della classifica che adesso ci sta incominciando a premiare, noi dall'inizio, fin dalla prima partita veramente abbiamo imposto dove siamo andati il nostro gioco. Qualche volta ci è andata male, ma altre volte ci è andata bene. Questo è il calcio, godiamoci questo momento, godiamoci le prestazioni, una squadra che sta crescendo e sono soprattutto contento da parte di tutti i ragazzi, anche chi è entrato ha fatto veramente bene, è un gruppo unito e questo è merito, devo dire, non solo mio ma anche del prof Mazzola, del gruppo di dirigenti, Ganci e Felice, ed è merito anche della società. 9 punti su 12 sono arrivati tra le mura amiche, le chiedo cosa manca in trasferta? Ma guarda, in trasferta devo dirti un po' di esperienza sicuramente, un po' siamo stati, devo dirti, anche fortunati perché dove siamo andati abbiamo imposto il nostro gioco. Mi viene in mente sempre quella partita di Trapani dove siamo stati veramente fortunati e poi il risultato è stato eclatante, però devo dirti che secondo me, e lo ribadisco, è stata la migliore prestazione per un tempo e mezzo della mia squadra, però devo dirti che le prestazioni di questo gruppo sono in crescendo e sono contento, anche se dobbiamo migliorare in tante altre cose. 2 porte inviolate nelle ultime 2 sfide, quanto è importante la fase difensiva per lei? Ma guarda, a me sinceramente piace sempre fare un gol in più dell'avversario, se devo dirti, però stiamo trovando un certo equilibrio, i ragazzi si applicano tantissimo in allenamenti, in settimana, lavoriamo su tutti i reparti e abbiamo tanto da migliorare, come ho detto poc'anzi, però devo dire che i passi in avanti si vedono e comunque è una squadra che, ripeto, fin dalla prima giornata ha fatto vedere qualcosa di buono. Adesso invece guardiamo il calendario perché la data da segnare è quella dell'11 novembre, sfida esterna contro il Ciaculli. Come la preparerà e cosa si aspetta dai suoi ragazzi? Ma guarda, come la preparerò? Come ho fatto sempre durante la settimana, tutto dipende, molte volte noi allenatori prepariamo le partite, però in campo scendono sempre i ragazzi, quindi dipende anche la giornata dei ragazzi, sono sempre adolescenti. La prepareremo come abbiamo fatto sempre, è un campo difficile, è una squadra che ho visto che è anche in crescita, hanno delle buone individualità, non è sempre facile andare a fare il risultato a Ciaculli, però noi, come abbiamo fatto fin dall'inizio, porteremo le nostre idee anche lì in sede di gioco.